Duplice delitto di Cison, si cerca il trentenne tossicodipendente sparito dal giorno dell'assassinio dei coniugi Nicolasi. Senza un colpevole in paese restano paura e inquietudine. Doppia tragedia sulle strade nel padovano, 46enne imprenditrice colta da malore si schianta contro un muro. Nel veneziano una 45enne muore nello scontro con un pullman. Disposta l'autopsia sul corpo di un 16enne veneziano morto poco dopo essere tornato a casa da scuola. Era un giovane talento del calcio. Elezioni politiche dai vertici regionali di PD e Movimento 5 Stelle, un secco no all'ipotesi di eventuale accordo di governo per il politologo Feltrin, scenario con un governo di scopo. Doppia operazione di finanza e carabinieri a Bassano tra prostituzione e frode fiscale, 5 arresti tra Vicentino e Trevigiano. Si fa inviare via chat foto erotiche e poi le storce migliaia di euro per mantenerle segrete. Arrestato 29enne di Firenze, la vittima del padovano, si indaga per possibili altre truffe. Domani dalle 21:15 la diretta di Antena 3 per raccontarvi con immagini e voci il tradizionale processo a Areccia, a Ponte Dante a Treviso, una tradizione imperdibile. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto e ricominciamo dall'anticipazione della nostra redazione ieri, ripresa poi da tutti gli organi di stampa, cioè il fatto che gli investigatori per il duplice omicidio di Cison di Valmarino stiano cercando un tossicodipendente 34enne, potrebbe dare una ricostruzione importante di quanto successo ai coniugi Nicolasi. Tra i residenti comunque c'è l'inquietudine. L'ipotesi del balordo, il gesto d'impeto di una persona fuori controllo. Se davvero giovedì scorso a Rolle fosse andata così, sono diversi i tasselli che troverebbero una collocazione. È una pista che stanno battendo gli investigatori, quella del trentenne tossicodipendente del posto, per sciogliere il giallo del brutale omicidio di Loris Nicolasi e della moglie Anna Maria Agnola. Dal giorno del duplice delitto l'uomo noto in zona non si trova e l'inquietudine tra i residenti è palpabile. Fintanto che non si trova, non si risolve il caso, siamo tutti preoccupati, ma penso sia logico, sintomatico una roba del genere. Fintanto che non si sa i motivi di questi due delitti, siamo tutti preoccupati, insomma. Oddio, non vuol dire che passasse anche da queste parti i discorsi, certo, però il giorno che corre oggi può essere benissimo qualsiasi, nel senso che anche a ogni momento può arrivare qualcuno che porti... può fare qualcosa. Certo. I carabinieri lo stanno cercando. Secondo quanto riferito ai militari, i Nicolasi lo avevano cacciato dalla proprietà la mattina del giorno prima, dopo averlo sorpreso a trovare riparo per la notte proprio lì da loro. Se possa essere coinvolto è tutto da stabilire, ma il delitto d'impeto di qualcuno sotto l'effetto di sostanze che, come emerge nelle ultime ore, possa aver agito usando un coltello afferrato in cucina spiegherebbe l'efferatezza di una carneficina priva finora di un effettivo movente, compiuta in un posto impervio anche per chi dovesse poi cercare una via di fuga, un modo per allontanarsi. I carabinieri devono ancora sentire il figlio della coppia, Eddie, mentre Katiuscia, la figlia, attende il nulla osta alla sepoltura. La procura prende tempo, i corpi saranno cremati, ulteriori esami diventerebbero impossibili, per le esequie ci sarà da aspettare ancora e anche un borgo come Cison, che si è scoperto vulnerabile, resta con il fiato sospeso. Bisogna stare sempre attenti, perché oramai una volta si è porte tranquillamente aperte, mi specialmente, tutto quanto, e adesso se si chiude vuol dire che c'è un pericolo. Terribile incidente questa mattina a Noventa di Piave, una donna di 45 anni, Paola Florean, ha perso la vita. Erano circa le 8:30 quando Paola Florean, 45enne di San Donà di Piave, ha perso la vita scontrandosi con un pullman di linea TVO proveniente da Grassaga, in via Circogno, la provinciale che collega Cessalto a Noventa di Piave. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe immessa nella rotonda che conduce alla zona industriale da una laterale, frenando. A quel punto, forse complice l'asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo dell'auto impattando violentemente contro l'autobus, al bordo del quale c'erano 4 persone. L'auto è stata completamente distrutta.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'abitacolo e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarla, ma senza esito. Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri di San Donà di Piave per ricostruire la dinamica dell'incidente, insieme alla polizia locale che si è occupata di gestire la viabilità, mentre uno dei passeggeri che si trovavano sull'autobus è stato colto da un lieve malore durante i soccorsi. Gli altri passeggeri sono usciti illesi dall'incidente. Paola Florian, grande amante della montagna, era anche appassionata di cucina, tanto che aveva aperto un blog insieme alla sorella dove si riproponevano alcune ricette che la mamma gli aveva insegnato negli anni. Di recente Paola aveva frequentato anche un corso di specializzazione in pasticceria. Era molto ben voluta per il suo altruismo. E poi un altro schianto nella bassa padovana, qui ha perso la vita un'imprenditrice. Terribile incidente mortale poco dopo la mezzanotte in via Settabile a Este. Una donna di 46 anni, imprenditrice residente Ospedaletto Euganeo, mentre percorreva la strada in direzione del centro di Este, ha perso il controllo della sua auto, una Range Rover Evoque, e si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione. L'incidente è avvenuto all'angolo con via Pelà, poco distante dal castello Carrarese, e le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Este, che sono intervenuti insieme al personale del SUEM 118 e i vigili del fuoco. Non è escluso che si possa essere trattato di un malore che ha colpito la vittima, che ha perso la vita al momento del violentissimo impatto nel quale il muro della casa si è praticamente sbriciolato. La 46enne è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Nulla hanno potuto fare i sanitari intervenuti. Le operazioni di soccorso sono durate circa 2 ore. Tanto la Procura di Venezia ha disposto l'autopsia per la morte di Hamza Brinis, un ragazzino di appena 16 anni che giocava a calcio nel sauna Ravillatora. Il giovane è stato stroncato da un malore martedì nel primo pomeriggio nella casa in cui viveva insieme ai genitori di origine magrebina, Vigonovo. Il 16enne aveva pranzato da poco, secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrava che non si sentisse bene da un po'. Dagli elementi raccolti finora dagli investigatori pare che l'adolescente facesse fatica a respirare, un aspetto questo che doveva essere approfondito. È possibile infatti che il 16enne soffrisse di qualche disturbo legato alle vie respiratorie, ma anche su questo ovviamente sono in corso le verifiche. Ora veniamo alla politica, lo stallo di queste ore, gli appelli sotterranei, quali scenari dunque? A confronto il Movimento 5 Stelle con Jacopo Berti e il segretario del Partito Democratico Alessandro Bisato, che fa sapere di non avere intenzione di dimettersi. Assolutamente impossibile, un giorno ci mettono di vicino alla Lega, un giorno vicino al PD, ma perché non sanno quello che dicono. Sono andati avanti per 5 anni a denigrare tutto il lavoro che stavamo facendo, a dire che noi siamo collusi con questo e con quell'altro. A questo punto cerchino di trovare la quadra con qualcun altro, certamente non con il PD. Per i vertici regionali, da una parte e dall'altra, non ci sono discussioni. Un governo Movimento 5 Stelle e PD è impossibile, nonostante voci di segnali di apertura del numero 1 Di Maio con i Dem senza Renzi. Dal Veneto è levata di scudi. Abbiamo sempre detto non si fanno alleanze e non ne faremo, perché non possiamo metterci vicino con chi ha distrutto questo paese. Quindi il Movimento 5 Stelle va avanti da solo, ma non perché ha la verità in tasca, perché ha la fiducia dei cittadini. Siamo la lista più votata largamente in tutta Italia, la seconda più votata addirittura anche qua in Veneto. Invito tutti quanti a tornare indietro con la memoria a 5 anni fa, a quella bella diretta streaming in cui l'allora candidato premier del centro-sinistra proponeva un accordo al Movimento 5 Stelle con un senso di responsabilità per governare il paese, e siamo stati sbeffeggiati in diretta e anche nei giorni successivi. Cioè non è che la responsabilità è a fasi alterne. Idem dicasi per un avveniristico patto con la Lega. Il Movimento 5 Stelle lo rigetta in pieno e il segretario regionale del PD va oltre. Come estrema ratio io non vedrei male che il partito potesse addirittura decidere di fare un referendum per cambiare la linea politica qualora del caso, perché noi dobbiamo rispettare i cittadini e gli elettori che hanno deciso che rimaniamo a fare opposizione perché ci hanno dato pochi voti. Però non possiamo diventare il soccorso a chi ha invece speso tutta la campagna a dire che bisognava cambiare segno. E dunque che accadrà? Se lo chiedono tutti. Per il politologo Paolo Feltrin c'è un'unica possibilità concreta senza andare al voto subito. La prima soluzione è un governo di minoranza. Come può sopravvivere un governo di minoranza? Grazie alle astensioni.
governo di scopo limitato, perché questa è la legislatura che durerà poco, e che ha due obiettivi: riforma costituzionale, legge elettorale e il terzo corollario obiettivo, 3 obiettivi, mantenere gli impegni europei. Torniamo alla cronaca, ragazzini pestati a Venezia, le modalità sono quelle con cui solitamente agisce un branco, probabilmente una baby gang. Pestaggio in campo Santa Maria Nova. Ad essere aggrediti sabato pomeriggio a Venezia, poco distante dalla Chiesa dei Miracoli, alcuni minorenni. Le modalità sono quelle di un'aggressione da branco e se le famiglie delle vittime non intendono segnalarlo, lo faccio io. A prendere l'iniziativa è Zoccheddu, veneziano, iscritto nelle liste della prefettura come operatore di sicurezza. Pare ci fossero anche alcuni appartenenti alla baby gang che ha fatto parlare di sé in terraferma, continua. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato 4 protagonisti del diverbio, tutti minorenni che risiedono in centro storico. 2 hanno presentato querela di parte nei confronti di un ragazzo sui 14 anni, sempre veneziano, segnalato alla magistratura per lesioni. I traumi subiti dalle vittime sarebbero di lieve entità, ma le ecchimosi nei giorni seguenti erano evidenti sul volto. Tutto sarebbe partito da un diverbio tra una coppia di ragazzini, poi sono volati calci e pugni, anche quando gli altri erano a terra. Sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni, uno di loro si è sottoposto anche ad un accertamento dentistico per escludere ripercussioni. Affitti in nero alle prostitute, ci sono 5 arresti tra il Vicentino e il Trevigiano. Avevano avviato una più che fiorente attività di sfruttamento della prostituzione mediante l'affitto a nome di società inesistenti di appartamenti tra Bassano, Montebelluna, Vicenza, One di Fonte e Castelfranco, che venivano a loro volta subaffittati a lucciole. 2 filoni distinti di indagini condotte in primis dai carabinieri di Bassano e quindi seguiti dalla Guardia di Finanza hanno portato all'arresto a vario titolo di 5 persone oltre a 3 indagati. Reati che vanno dallo sfruttamento della prostituzione all'emissione di fatture false. Le menti 2 bassanesi, Claudio Fiorese, 48 anni, e Denis Pavindi, 45. In manette anche una donna, la 44enne Paolina Maiolo, residente a Monteviale, Galliano Nasato, 69 anni, di Trevignano, cui era intestato uno degli appartamenti posto sotto sequestro a Montebelluna, e Massimiliano Mastroianni, 52enne, di Riese Pio X. Il tutto è partito da diverse segnalazioni dei cittadini e anche ai nostri carabinieri di quartiere di Bassano, che ci hanno portato a scoprire un giro che ha gestito in media almeno 15-20 appartamenti fra le province di Vicenza e Treviso, per una media che andava anche oltre le 30 prostitute, anche transessuali, con un giro d'affari veramente notevole. Un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro, fisco evaso per 4 milioni. I titolari della cosiddetta impresa fornivano un servizio all inclusive alle prostitute, contattate via web, cui cedevano gli appartamenti a prezzi da capogiro. Un affitto di 500 euro quanto fruttava queste persone? Un affitto di 500 euro poteva arrivare a fruttare anche oltre 3.000 euro al mese. In realtà era un gioco che fruttava sia ai locatari che alle prostitute, visto il giro d'affari delle lucciole che guadagnavano anche 700 euro al giorno. Nel contesto, dicevamo, la Finanza ha condotto l'indagine su società cartiere gestite dagli stessi indagati, una in particolare una fantomatica azienda di impianti elettrici. Non vantava personale, non vantava macchinari, attrezzature e dimostrava allo stesso tempo però un importante movimento di denaro. Le indagini continuano. Si fa inviare via chat foto erotiche e poi le estorce migliaia di euro per mantenerle segrete. Così è stato arrestato un 29enne di Firenze, ora si indaga per vedere se ci siano altre donne vittime. Si presentava così, capello corto e viola, occhio azzurro, Antonio Verdicchio, 29 anni, di Firenze, nome e dati tutti veri, nessun fake, eppure l'inganno era già dietro l'angolo. Un profilo social di tutto rispetto, da 1395 amicizie, tantissime le donne. I suoi post erano gentili e posati, da ragazzo ben educato e animo sensibile, post indirizzati volutamente all'altra metà del cielo e che lasciano l'amaro in bocca, letti oggi alla luce dei fatti, ovvero 3.600 euro estorti a una giovane donna di
richieste. Una donna che ha avuto molto coraggio perché ha vinto probabilmente la paura, ha vinto la vergogna. Lei lo aveva conosciuto soltanto online, si scambiano messaggi e pensieri, poi un giorno anche il numero di telefono, quindi aumentano la fiducia e l'intimità fino allo scambio di foto e video dal contenuto erotico. Un giorno il 29enne chiede una prima ricarica del telefono da 20 euro, poi ancora un'altra, quindi una terza da 100. Alla quarta richiesta la donna comincia a nutrire dei dubbi e decide di non assecondarlo. Da questo momento Verdicchio accompagna le richieste alla minaccia di pubblicare tutto online. In meno di un mese riesce ad intascare 3.600 euro. Disperata la donna decide però di reagire e sporge denuncia. I militari individuano Verdicchio in poco tempo e arrivano nella sua casa in affitto di Firenze. Sequestrano il PC. Dentro potrebbero esserci le foto di molte altre donne, anch'esse raggirate. Con la speranza che quelle che possono essere potenziali vittime si facciano avanti e denuncino un eventuale reato. Poi non è finita, minacce, offese, foto postate con commenti osceni. Adesso siamo a scuola, decine di ragazzini sono rimasti vittime di attività di cyberbullismo senza precedenti, sono già più di 10 le denunce di ragazzini minorenni presentate alla questura di Vicenza e tra le vittime c'è anche un insegnante. Immaginate avere 13 anni e ricevere offese personali, commenti pesanti e spinti sulla chat di classe da sconosciuti. Immaginate poi che il numero di telefono sia dato in pasto ad altre chat a sfondo sessuale e che la foto di una ragazzina di 13 anni venga usata come esca per attirare commenti di pervertiti. Sta accadendo nel Vicentino, ma non solo. E sono almeno 10 le denunce di giovanissimi vicentini che sono diventati loro malgrado vittime di un cyberbullismo senza controllo, con carnefici che hanno la loro stessa età ma che provengono da ogni parte d'Italia. Sì, perché il web è così, può rintracciarti, contattarti e usarti anche senza averti mai conosciuto. Ci è voluto un anno per venirne a capo, un lavoro certosino da parte dell'ufficio volanti e degli uomini della squadra mobile, partito proprio dalla denuncia di questi giovani provenienti da 4 scuole superiori del Vicentino, ma anche dalla denuncia di un insegnante, finita anche lei nel tritacarne della chat di gruppo. Il Tribunale dei minori di Venezia, una volta ricevuta tutta l'informativa, si è attivato per dare il via libera al sequestro di smartphone, hard disk, chiavette USB, tutto il materiale in cui poter trovare riscontro per queste denunce. Le madri si sono presentate in questura con le copie dei messaggini ricevuti dalle figlie sul cellulare. Le ipotesi di reato ora sono svariate: minacce, diffamazione, stalking, sostituzione di persone e trattamento illecito dei dati personali. Alcuni di questi bulli carnefici non sono nemmeno perseguibili perché non hanno nemmeno 13 anni. Un'indagine che potrebbe allargarsi a macchia d'olio potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Ora ci fermiamo per qualche istante, poi vi racconteremo le novità di quel cagnolino che per ore aveva vegliato la compagna investita e uccisa da un'auto. Regione del Veneto, torniamo in onda, subito la storia di Biagio, il cagnolino randagio. Si è conclusa questa notte la lunga fuga di Biagio, il cagnolino che a Fonte, lungo la strada provinciale, aveva vegliato per 2 giorni la compagna investita e uccisa da un'auto. Non senza fatica Randagio era stato avvicinato e preso in carico da una volontaria. Alla fine aveva trovato famiglia nella zona di Sant'Antonino a Treviso, poco lontano dalla chiesa votiva. Poi, una domenica pomeriggio, era scappato saltando la rete. Un intero quartiere si è mobilitato per lui cercandolo a tutte le ore, notti comprese. Ieri sera è stato avvistato alle 11:30, è scappato alle 3 di stanotte, praticamente è entrato, noi che eravamo lì che lo aspettavamo, scalze in giardino, siamo uscite e praticamente la ragazza che l'ha tenuto in stallo per 2 mesi si è messa davanti al buco, io ho mandato fuori il cagnetto con cui lui aveva condiviso i 2 mesi, e sono uscite e siamo riusciti praticamente a catturarlo perché lui ha riconosciuto la Nicoletta e si è avvicinato e finalmente è finita sta disavventura. Ha vagato per 18 giorni, la paura è che venisse a sua volta investito. Quel poco che ha mangiato lo ha preso dal giardino della casa da cui era fuggito. Ora è un po' malconcia, una ferita a una gamba ed è molto dimagrito, ma complessivamente sta bene. Mi rimane che abbiamo veramente capito che c'è tanta gente che ancora ha la sensibilità nei confronti degli animali e che comunque
tutti hanno voluto darci una mano e che comunque sì, gli animali fanno parte un po' della famiglia. Ora Biagio resterà con la volontaria di Castelfranco che l'aveva accolto per prima e che inizierà insieme a lui un percorso di addestramento. A Padova la fiera dedicata alla logistica green. Padova si candida a diventare la città più green d'Italia. Tram, bici elettriche, bike e car sharing, l'interporto più sostenibile del paese. E da questi giorni anche una fiera dedicata alla logistica a misura d'ambiente. Green Logistic Expo, un evento che ha visto già 236 adesioni, fatto di intermodalità, logistica industriale, real estate, e-commerce. Una fiera che diventerà internazionale, alternativa alla nota Transport Logistica di Monaco. Padova diventerà l'alternativa italiana europea a Monaco. Oltre 50 gli eventi, ad aprire il convegno sulle nuove frontiere green dell'intermodalità con la D di Ferrovie dello Stato, Confindustria, l'Unione Interporti, perché protagonista della fiera è stato l'Interporto di Padova. Ciliegina sulla torta sono proprio le 4 gru a portale che oggi inauguriamo, che sono costate un investimento di 22 milioni, ma che l'Interporto ha retto con l'aiuto di soci. 4 gru elettriche che significano 400 kg di anidride carbonica in meno. E abbiamo il più grande tetto fotovoltaico d'Italia, produciamo più energia elettrica di quella che serve a tutto l'Interporto. Quel che manca al momento al più green degli interporti d'Italia e a un territorio che vive di export è una rete ferroviaria all'altezza. C'è un protocollo di intesa, una commissione che sta lavorando su questo. L'Interporto cosa chiede alle ferrovie? Noi chiediamo come primo intervento la possibilità di raddoppiare il binario che va verso la stazione e poi di migliorare i raccordi per il traffico verso est. E verso il porto di Venezia. Renato Mazzoncini, Ferrovie dello Stato, era lì. Solo il tempo per ricordarvi che domani dalle 21:15 ci sarà la diretta per raccontarvi con immagini e voci il tradizionale processo a Vecia da Ponte Dante a Treviso, una tradizione imperdibile, sarà in diretta su Antenna 3. Questa sera al tavolo della Zanzega con il nostro Lele Marcassa si parlerà di Raboso, la sua storia legata alla Repubblica di Venezia e alle terre del Piave, antichi sapori, preparazioni moderne, aneddoti di un vino della sua terra. Poi 20:10, anzi prima c'è 20:10 con la politica, l'intervista esclusiva a Jacopo Berti, prima volta che interviene dopo il voto del 4 marzo. È tutto, adesso le previsioni meteo, grazie, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Festa della donna all'insegna del sole, il tempo concederà una breve pausa primaverile con temperature decisamente miti. Nel dettaglio sul Veneto, grazie alla rimonta dell'anticiclone, sarà una bella giornata di sole. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Diamo uno sguardo anche all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi invece che oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo, ampio soleggiamento su tutti i settori dove il cielo si presenterà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno comprese tra 2 e 5 gradi, valori massimi invece tra i 12 e i 14 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi sui 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.